Economia, c'è l'intesa sulle risorse ma la riunione a Palazzo Chigi termina con un rinvio e lunedì prossimo nuovo round, pioggia di reazioni, rimangono i dubbi del Sud. Per il presidente del Veneto Luca Zaia, quelli arrivati da Roma sono buoni segnali, l'autonomia era un'utopia, ora se ne parla, dice, confermando di non voler firmare accordi al ribasso. Pedemontana, la procura di Vicenza ordina il sequestro del cantiere della Galleria di Malo, ipotizzato reato di frode nell'esecuzione della galleria a danno della regione. Le indagini sulla morte in laguna della piccola Cecilia Piva, ci sarebbe un cavo usurato, dietro la tragedia rompendosi avrebbe bloccato il motore e causato la brusca virata. Va a trascorrere le vacanze a Caorle con l'ex moglie e tenta di strangolarla, solo l'intervento di un passante evita il peggio, arrestato un 37enne romeno. Oggi nuovi focolai all'Aisello di Brendola, distrutta da un furioso incendio, nel frattempo si cerca di tamponare l'inquinamento ma la moria di pesce ha raggiunto l'Onigo e il Basso Vicentino. Inquinamento dell'aria, la Guardia di Finanza di Venezia ha chiuso 14 impianti produttivi delle vetrerie di Murano al termine di un'indagine iniziata nel 2018 e coordinata dalla magistratura. Festa grande a Barbariga di Vigonza, Elena Lazzarini, 104 anni, fatti a gennaio scorso dopo l'intervento chirurgico al femore, è tornata a camminare. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito ora dai titoli, il tema dell'autonomia con i commenti dopo la prima vera riunione di tutti i ministri per definire la bozza da presentare alle regioni e come sempre lati positivi e negativi sulle prime decisioni che cerchiamo ora di chiarirvi in questo servizio. Il Consiglio dei Ministri dovrà approvare un'intesa che poi dovrà essere sottoposta alle regioni, perché le regioni che sono protagoniste devono dire sì o no, e poi il Parlamento potrà discutere. E di questo percorso sull'autonomia del Veneto da ieri sera si può dire che è stato fatto un primo passo ufficiale, ovvero che l'intero governo si è riunito per definire la proposta da fare alle regioni. Al termine del Consiglio a Palazzo Chigi inevitabili i commenti tra chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi invece è mezzo vuoto. Tra i primi c'è il governatore del Veneto Luca Zaia, che in viaggio verso Baku per la proclamazione delle colline del Prosecco, nuovo sito del patrimonio UNESCO, sottolinea il fatto più evidente ma anche meno scontato di questa fase. Voglio ricordare che fino a qualche anno fa si diceva che l'autonomia era un'utopia. Adesso abbiamo un Presidente del Consiglio dei Ministri che avoca a sé la pratica e porta tutti i ministri a discutere. E già da ieri la discussione si è concentrata su due nodi fondamentali, ovvero competenze e soprattutto risorse finanziarie. Sulle prime ci sono dubbi dei ministri pentastellati, convinti che cedere 23 materie alle regioni significhi essere fuori dalla Costituzione e spaccare in due l'Italia, con un centro-sud condannato alla Serie B a fronte di un nord sempre più vicino, se non addirittura in fase di sorpasso economico, con realtà tipo la Baviera. Irremovibile su questo punto il governatore del Veneto. Nessuno ci può dire che il nostro progetto sia assolutamente incostituzionale e illegale. Chiediamo esattamente quello che la legge ci concede di chiedere, 23 materie. L'altro nodo è quello economico, con l'accordo di massima che prevede di adottare in prima fase i costi storici, ovvero quanto ad oggi lo Stato spende per i cittadini del Veneto, e successivamente di arrivare ai costi standard, ovvero a quanto si dovrebbe spendere per garantire in tutta Italia lo stesso servizio. E qui, dopo 3 ore, il Consiglio si è sciolto per darsi appuntamento a lunedì dalle 13. Ma che la riunione di ieri abbia mosso qualcosa lo dimostrano le reazioni dei governatori di Emilia-Romagna e Lombardia, sempre più impazienti di chiudere l'accordo con Roma, mentre il ministro del Sud Barbara Liezzi ribadisce la sua contrarietà per un provvedimento che favorirà 3 regioni a discapito delle altre, fino ad arrivare a diverse testate del Meridione che denunciano la volontà di secessione del Veneto mascherata da autonomia. Tutti i segnali che, secondo il governatore Zaia, indicano come si stia percorrendo la strada giusta. Siamo pronti per la partita, spero che alla prossima riunione ci dia modo di chiudere questa fase, che è la fase nella quale il governo, il Consiglio dei Ministri, elabora la sua proposta da fare alla regione. Poi la vedremo. Ovviamente io non firmerò, proprio per il rispetto che ho per i veneti, accordi a ribasso. Non esiste che 2.328.000 veneti siano andati a votare per trovarsi un accordo a ribasso. Pedemontana sotto sequestro, il cantiere della Galleria di Malo, la regione parte lesa. Pedemontana si accende il semaforo della giustizia. Oggi sarebbe stata notificata al concessionario un'ordinanza della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere della Galleria di Malo. L'ipotesi di reato sarebbe frode nell'esecuzione della galleria a danno della regione per utilizzo di materiali non marchiati CE
e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. E quanto si apprende dalla giunta regionale, che ha riportato la nota della struttura di progetto Pedemontana Veneta. Il provvedimento assunto dalla procura non dovrebbe però avere ricadute particolari sulla realizzazione dell'opera. Sulla stessa galleria, lunga 6 km, gravavano da tempo 2 sequestri, uno sul lato di Malo in seguito all'incidente mortale dell'aprile 2016, quando un operaio era stato travolto da una frana, e l'altro sul versante di Castel Gomberto a causa del cedimento della volta della galleria nel 2017. La Regione Veneto assicura che la realizzazione dell'intera superstrada starebbe procedendo a ritmi serrati e la conclusione è sempre prevista entro il 2020. La galleria invece, già in ritardo rispetto al cronoprogramma, andrà riprogrammata in base ai risvolti e ai tempi legati all'indagine della Procura. È questa l'unica incognita per una strada che, nelle intenzioni, conduce a un futuro più luminoso per l'economia del Nord-Est. Il ministro Toninelli perde tempo ed evita il confronto con le istituzioni sul tema grandi navi a Venezia, non usa giri di parole. L'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che punta il dito sull'atteggiamento dell'esponente del governo Conte. Quello che noi imputiamo al ministro Toninelli è quello di di allungare il brodo con tutti i mezzi e gli strumenti in suo possesso. Passato il clamore del disastro sfiorato sul canale della Giudecca, passati scontri, dibattiti e manifestazioni, il tema grandi navi a Venezia sembra tornare gradualmente in quel cono d'ombra dal quale da anni riemerge sporadicamente per essere poi riaccantonato fino alla prossima polemica. Le secche su cui si è arenato questa volta tracciano un solco profondo tra il Ministero delle Infrastrutture, che punta sulla deviazione della crocieristica a Chioggia o al Lido, e Comune e Regione, che puntano invece su Marghera. Il ministro Toninelli è al governo da un anno, il dossier delle grandi navi è sulla sua scrivania dal primo giorno in cui si è insediato, fisicamente li ho anche visti girare. Erano 2 paginette, come ha detto lui, per quello che riguarda Marghera. No, sono faldoni, ma guardate che sono tutta la documentazione relativa alle grandi navi che è stata trasmessa al Ministero per il comitatone, è online. E non sono 2 paginette, perché se uno si collega online anche dal sito del porto scarica, non so se sono tra le 300 e le 400 pagine. E proprio attenendosi a quella documentazione, De Berti vorrebbe che si procedesse confrontandosi in ambito istituzionale, attraverso quel comitatone di cui da Venezia si chiede a gran voce la convocazione al ministro. Toninelli ha invece paventato una consultazione popolare a carattere locale per scegliere tra Lido e Chioggia, escludendo quindi la soluzione che proprio il comitatone aveva individuato nel 2017, Marghera. C'è un intervento minimale da fare, 1,8 milioni di metri cubi di fanghi da asportare dal Vittorio Emanuele. Per il ministro sono un problema, ma mi parlano di asportare 7 milioni di metri cubi da Chioggia e fino a prova contraria Chioggia è in laguna. Continuiamo con la cronaca. A Venezia continuano le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente in cui domenica pomeriggio ha perso la vita una 12enne che viaggiava in motoscafo con il papà. L'autopsia disposta dalla Procura di Venezia sul corpo della 12enne deceduta domenica in un incidente nautico nei pressi di Sant'Erasmo potrebbe aiutare a chiarire la dinamica del sinistro. Le prime verifiche tecniche effettuate dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto sul motoscafo del padre, Roberto Piva, hanno evidenziato un problema nel meccanismo di collegamento del timone, ma non è possibile stabilire se il guasto sia la causa o l'effetto dell'incidente. Una nuova perizia potrebbe però se non altro chiarire quale fosse la velocità dell'imbarcazione al momento dell'impatto con la briccola. Contemporaneamente gli inquirenti stanno raccogliendo altre testimonianze. Roberto Piva, peraltro, contattato giorni fa dalla redazione, si era già definito l'unico responsabile dell'incidente, o permesso a Cecilia di sedersi a prua senza prevedere le possibili conseguenze. Parole di un papà che non si dà pace, che fino all'ultimo ha tentato di salvare la vita della figlia. Quella di Cecilia è l'ennesima tragedia che si verifica in laguna, dove in poco meno di un anno si erano già contate 6 vittime. Non è possibile che una bambina perda la vita per una stupidata, perché posso dire a volte noi consigliamo
mi sono trovato spesse volte a dover accostare qualche imbarcazione che aveva appunto, come è successo e succede, i bambini con le braccia sulle battagliole e i piedini fuori, le gambe fuori, e ripeto continuamente: guardate che se succede qualche cosa i piedi e le braccia li troviamo in acqua. Devo dire una cosa, mi dispiace averlo detto, però è stata foriera probabilmente di una disgrazia che ha rispettato puntualmente la previsione che avevo fatto. Un 37enne di nazionalità rumena è stato arrestato dai carabinieri dopo aver tentato di strangolare l'ex moglie durante una vacanza a Caorle assieme ai 2 figli minori. La donna, che è stata aggredita in casa con calci e pugni dal suo ex, forse anche annebbiato dall'abuso di alcolici, si è rifugiata in un locale pubblico fino all'arrivo dei carabinieri che hanno fermato l'uomo per tentato omicidio. La donna, che nel frattempo era stata portata in ospedale, è stata medicata e dimessa con 30 giorni di prognosi. Non ha esitato a narcotizzare l'anziano 90enne di cui si occupava per poter rapinare lui e la moglie. La badante romena, arrestata dai carabinieri e ai malcapitati, ha portato via più di 2.000 euro. Ha un volto sereno Maria Pirvu, 40 anni, romena, badante di professione. Era stata assunta l'estate scorsa per seguire 2 anziani di Ponte San Nicolò, 93 anni lui, costretto a letto, 85 anni lei, con qualche problema di demenza. 2 mesi di lavoro. La mattina del 4 settembre 2018 il messaggio di saluto alla figlia della coppia. Una notte terribile quella tra il 3 e il 4 di settembre per i 2 anziani. La notte tra il 3 e il 4 di settembre è stato accertato che l'indagata ha somministrato una dose di farmaco a base di benzodiazepine denominato Xanax in maniera preponderante rispetto alle 4-5 gocce che solitamente l'anziano assumeva. Questo ha generato nell'anziano stesso uno stato soporoso particolarmente pesante. In questo contesto, ed è stato questo il motivo della somministrazione, l'indagata ha sottratto il bancomat di famiglia che era custodito all'interno di una camera, e nella notte appunto tra il 3 e il 4, contando sul cambio dei giorni e quindi la possibilità di poter utilizzare più volte il bancomat, ha effettuato una decina di prelievi. 10 prelievi per un totale di 2.300 euro. Del bancomat si sarebbe impossessata la donna qualche giorno prima, rubandolo dal cassetto dove era gelosamente custodito. L'indagine scatta immediatamente. La figlia della coppia a denunciare il tutto ai carabinieri di Ponte San Nicolò. Il 90enne nel frattempo viene ricoverato in ospedale e dopo poco più di un mese morirà. Della donna in Italia in autunno si perdono le tracce, probabilmente era rientrata in Romania. Il ritorno a Padova qualche tempo fa. I carabinieri, che stavano seguendo una scheda SIM accesa a suo nome, a quel punto fanno scattare il blitz. L'indagata aveva già ripreso la sua attività lavorativa presso un altro anziano e lì è stata data esecuzione al provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria che disponeva la custodia cautelare in carcere. Abbandono di incapace, rapina, utilizzo indebito di carte di credito, questi reati di cui deve rispondere Maria Pirvu. Al suo carico ci sarebbero anche altre denunce per episodi analoghi e dai militari che indagano arriva un appello. Fossero venuti a conoscenza di episodi legati a questa specifica indagata o anche ad altre persone, rivolgersi immediatamente ai carabinieri e nella fattispecie della Pirvu Maria, l'indagata odierna, di rivolgersi alla stazione di Ponte San Nicolò, proprio per accertare eventuali altre condotte pregresse analoghe a quelle di cui stiamo trattando. Ed ora parliamo del maltempo. 2 bufere in 2 giorni con tanto di grandine, folate e di vento fortissime hanno colpito il Vicentino. Scoperchiata una palestra a Montecchio, danni immensi per l'agricoltura. 2 bordate di maltempo, altrettanti disastri per il Vicentino. Le 2 ultime ondate di piogge e grandine hanno causato enormi danni a strutture pubbliche e case, flagellando anche l'agricoltura. Nell'area dei Berici in su non si contano le segnalazioni di allagamenti, tetti rovinati, auto ammaccate e strade allagate. Il danno più rilevante va registrato a Montecchio Maggiore, dove è stata scoperchiata la palestra della scuola Don Milani. 300 metri quadrati di lamiere e lana di roccia sono stati divelti e lanciati in cielo dal vento, assieme ai montanti di legno ridotti a stuzzicadenti dalla furia degli elementi. Anche questa volta il tempo non ci ha risparmiato, nel senso che è caduto una parte del tetto della palestra qua del Don Milani, praticamente la parte che è stata salvata 2 anni fa, perché abbiamo avuto un evento simile in cui siamo dovuti intervenire in maniera anche economicamente molto
molto consistente. È un miracolo che le lamiere non siano volate sulle case e che nessuno si sia fatto male. Come si vede, sostanzialmente è caduta tutta quella che era la vecchia copertura in lamiera, che era legata alla copertura della palestra con dei murali in legno, e questi sono stati i danni principali. C'è stata un po' di acqua che è caduta nella palestra, quindi bagnando il parquet interno. Siamo intervenuti anche lì per asciugarlo tempestivamente. L'assessore è stato testimone diretto della prima bufera. Io mi trovavo alla sagra di San Pietro Paolo, che è una delle sagre più antiche qua della nostra zona, del nostro comune. E veramente lì in 448 è arrivata la bufera di vento, prima di vento e poi accompagnata da grandine con chicchi grossissimi, infatti hanno danneggiato anche auto e anche altri. E poi veramente per mezz'ora, 3/4 d'ora è venuto giù il diluvio universale. Il maltempo ha causato inoltre danni fortissimi al comparto agricolo, colpendo viti, mais, orzo e frutteti. La zona di Schio è tra quelle che pagheranno il conto più salato, ma quasi ovunque il danno ai vigneti raggiunge il 40%. Idem per il frumento, ormai prossimo alla raccolta, ma il flagello riguarda stavolta pesche, susine e albicocche. Coldiretti segnala in questo settore danni fino all'80% e molti coltivatori si troveranno a dover gestire la perdita quasi totale della produzione. Il meteo promette ora una tregua. Per qualche giorno avremo bel tempo, ma la prossima settimana potrebbero tornare fenomeni temporaleschi molto violenti. Ci spostiamo nel veneziano. La Guardia di Finanza di Venezia ha chiuso 14 impianti produttivi delle vetrerie di Murano al termine di un'indagine sulla qualità dell'aria iniziata nel 2018 e coordinata dalla Procura della Repubblica. Sentiamo. 14 impianti produttivi delle vetrerie di Murano sono stati chiusi dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia al termine di una serie di controlli avviati nel 2018 a tutela della salute pubblica ed in particolare della qualità dell'aria. 19 persone sono state denunciate per violazioni alla normativa ambientale. 4 aree adibite a deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, che si estendevano per oltre 11.000 metri quadrati, sono state poste sotto sequestro. Complessivamente sono stati controllati 89 impianti produttivi, i 14 chiusi non erano autorizzati alle emissioni in atmosfera. L'indagine, iniziata con uno studio sugli insediamenti presenti sul territorio, il loro ciclo produttivo e relative autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, si è poi sviluppata con controlli sul campo che hanno portato al sequestro di più di 27 kg di cadmio irregolarmente detenuto e 15,5 kg di rifiuti speciali e pericolosi non regolarmente avviati a smaltimento. Sono state anche erogate sanzioni amministrative per oltre 21.000 euro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza assieme ai tecnici del Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolitana, ARPA Veneto, ULSS ed Agenzia delle Dogane, coordinati dalla Procura della Repubblica. Oggi nuovi focolai all'Aisello di Brendola, distrutta da un furioso incendio. Nel frattempo si cerca di tamponare l'inquinamento, ma la moria di pesce ha già raggiunto Lonigo, il Basso Vicentino. Non finisce mai l'emergenza all'Aisello di Brendola, devastata da un furioso incendio. A 2 giorni dal rogo che ha ridotto in cenere lo stabilimento che produceva vernici, continuano a rinnovarsi i focolai, tanto che i vigili del fuoco devono stare sempre allerta per domare ogni piccola fiamma. Ad alimentare questi nuovi incendi è il materiale sepolto sotto i cumuli combusti all'interno del capannone. La situazione è costantemente monitorata e tenuta sotto controllo dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine. Quel che resta della fabbrica è stato posto sotto sequestro, ma appare chiaro che i lavori di bonifica e sistemazione saranno molto complicati. Nel frattempo è iniziata anche la bonifica della canaletta che passa sotto l'azienda, nella quale confluiscono da giorni i residui chimici derivati dall'incendio e i materiali utilizzati per lo spegnimento e la messa in sicurezza del sito. Per evitare la dispersione nell'ambiente è stato bloccato lo scolo nei pressi dell'Aisello e le acque inquinate vengono deviate nel depuratore cittadino. Questa immissione è stata autorizzata dalla prefettura e il provvedimento rimarrà in vigore per una settimana. Poi la situazione dovrà essere valutata dall'ARPAV e dall'azienda sanitaria locale. Purtroppo l'onda di morte originata sul Brendola ha già causato la fine di un gran numero di pesci che galleggiano a pancia in su, trasformando il corso d'acqua in un triste spettacolo. La schiuma, presumibilmente tossica, viene portata dalla corrente e si impasta con le alghe in molti punti, destando preoccupazione fra la gente. La moria di pesci è arrivata fino al punto in cui, sotto il ponte della Vittoria di Lonigo, il fiume confluisce nel Guà. Anche qui, a 12 km dall'Aisello, grandi pesci marciscono sul letto del fiume e più a valle la situazione non cambia. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio. Boom di passaporti in questura a Padova per effetto della Brexit e più espulsioni di immigrati, il bilancio semestrale dell'ufficio immigrazione. La prima notizia che salta all'occhio dal bilancio della questura di Padova ufficio passaporti è l'aumento del 25% nei primi 6 mesi dell'anno rispetto al 2018, all'incirca 18.000 passaporti rilasciati nel 2019 rispetto ai 14.000 del semestre precedente. Un aumento incontrollato, hanno spiegato, dopo aver fatto specifiche ricerche, dovuto in particolare all'effetto Brexit con tutte le persone dirette verso il Regno Unito, che hanno preferito il passaporto alla carta d'identità, nonostante non ve ne sia l'obbligo per legge. Si è scoperto che la meta preferita dai padovani sembra essere il Regno Unito, tanto che a fine marzo l'ufficio ha aperto 2 nuovi sportelli, così da snellire i tempi arrivati quasi a 3 mesi di attesa. Il motivo si chiama Brexit perché ci siamo accorti che c'è sui social soprattutto una narrazione per la quale da quando è avvenuto il referendum in Inghilterra la carta d'identità potrebbe non essere più un documento utile per andare in Inghilterra, anche se in realtà non è così, perché la carta d'identità è sufficiente per attraversare la frontiera di quel paese, ma la narrazione dei social è più forte di qualunque altra cosa. Raddoppiano anche le espulsioni di immigrati irregolari, secondo il rapporto semestrale della questura. I dati comparano il lavoro svolto tra il gennaio e il giugno 2018 con lo stesso periodo del 2019 e mostrano come da 112 espulsioni dell'anno scorso si sia passati a 241. L'unico dato che si abbassa è quello relativo agli accompagnamenti alla frontiera, che diminuiscono di poco rispetto ai primi 6 mesi dell'anno precedente. Nella sanità veneta a partire dal 1 gennaio 2020 sarà abolito il super ticket nazionale sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali introdotto nel 2011 per le persone con un reddito inferiore a 29.000 euro annui. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. È una prima vittoria del buonsenso dopo 8 anni di battaglie. Sono gli unici tagli che si fanno alla sanità veneta e che ci piacciono, rileva il presidente Luca Zaia, contro un balzello che ritenemmo iniquo fin da subito. Per ora la Regione toglierà il ticket fino al 31 dicembre 2020, ma i veneti meno abbienti possono stare tranquilli. Dicono dalla Regione quel balzello non tornerà, anzi dovrà sparire anche al di sopra dei 29.000 euro. E festa grande a Barbariga di Vigonza, Elena Lazzarini, 104 anni, fatti a gennaio scorso dopo l'intervento chirurgico al femoro, è tornata a camminare. Adesso noi stiamo dando quanti anni ha? di fisioterapia, a gennaio, carbonato di calcio, vitamina D3. Che il giorno di gennaio hanno subito? 15, 4 gennaio. 4 gennaio. Ho capito. È del 15. Di fare suo papà come si chiama? Ha visto la struttura Davide A gennaio ha compiuto 104 anni. Quando la signora Elena Lazzarini nacque era da poco scoppiata la prima guerra mondiale, parliamo del 1915. Da quell'anno ne ha vista di storia passarle davanti agli occhi per arrivare ai giorni d'oggi. Già di per sé è una bellissima notizia questa dell'età, che si aggiunge ad un'altra bella storia terminata a lieto fine. Sottoposta ad un intervento chirurgico per una frattura al femore rimediata nella sua casa di Barbariga di Vigonza da parte dell'equipe di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, diretta dal dottor Enrico Sartorello, dopo qualche giorno di ricovero è ritornata a casa accolta da amici e parenti. Una festa per tutti, anche per i medici che l'hanno operata. Non è facile intervenire in questi casi, anche se si tratta di un intervento solitamente di routine, ma vista l'età della paziente, che è durata una quarantina di minuti, si può dire che l'operazione è perfettamente riuscita. A festeggiarla a domicilio è giunto assieme al dottor Sartorello, che l'ha operata, anche il direttore generale dell'ULSS 6 Eugania, Domenico Scibetta, che ha voluto così partecipare al suo ritorno a casa.
Siamo alla nostra rubrica, lo dico ad Antenna, lo spazio dedicato a voi, segnalateci disagi, noi interverremo, lo potete fare con un sms o tramite WhatsApp al 351 1755 340 oppure via mail a redazione@antenna3.it oppure con una telefonata o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera 20:10 con Alessandro Manera, assessore all'ambiente di Treviso, si parlerà anche di aeroporto. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ora le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone torna ad essere maggiormente presente sul nostro territorio e quindi la giornata di venerdì 5 luglio sarà senza precipitazioni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sarà asciutto e stabile dappertutto e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi su tutti i settori come ci mostra la nostra grafica. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 34 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà protagonista e il cielo si presenterà del tutto sereno un po' ovunque. Non sono previste piogge anche sulla nostra regione. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime comprese invece tra 30 e 33 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove avremo condizioni di tempo stabile e asciutto. Su tutta la regione splenderà il sole, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 34 e i 35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.